Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Su Entu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Come da tradizione, alla vigilia dell'estate ci ritroviamo, come è tradizione da tanti anni, a fare il punto della situazione al mercato agroalimentare della Sardegna, perché c'è il polso della situazione di quello che sarà un'estate che tutti preannunciano assolutamente avviata verso una crescita assoluta. Sì, devo dire che i primi segnali li abbiamo anche qua al mercato. Diciamo che per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti è partita un po' in sordina all'inizio di maggio, anche perché avevamo dei prezzi anche abbastanza alti, perché c'è stata un rallentamento della produzione a causa del freddo e delle piogge nei mesi di marzo e di aprile, però adesso effettivamente le contrattazioni sono molto vivaci, c'è una buona disponibilità di prodotti, in modo particolare prodotti come pesche, susine, albicocche sono veramente particolarmente richiesti, ma anche i meloni e le angurie sono dei prodotti che appunto nella stagione estiva fanno la loro parte importante, e con questo caldo che abbiamo in questi giorni, che è un po' un anticipo dell'estate, veramente le contrattazioni sono importanti, e ho sentito in questi giorni anche diversi operatori sono veramente molto contenti dell'attività e hanno anche delle ottime percezioni per il proseguo della stagione. Le previsioni sono sicuramente di un miglioramento rispetto allo scorso anno, che è già stato un anno ottimo, in modo particolare nei mesi di luglio e agosto, però ormai da diversi anni diciamo, i volumi sono importanti anche nei mesi di settembre e di ottobre, quando poi alla fine con novembre cessa un po' la stagione estiva, sia perché ci sono meno turisti, ma anche perché i prodotti diciamo che attraggono, quindi l'ortofrutta colorata di questi mesi si riduce enormemente, per cui insomma le prospettive sono veramente buone. Un osservatorio come il vostro, che opera a livello regionale, sicuramente si deve organizzare per offrire un prodotto in base alla richiesta. Secondo la vostra previsione 2025, si riuscirà quest'anno ad arrivare al mese di ottobre? Sì, allora questo è un lavoro che richiede una grandissima attenzione e conoscenza da parte degli operatori, perché ogni giorno è un giorno diverso, nel senso che in base alle condizioni climatiche, in base alla domanda bisogna calibrare appunto l'offerta del prodotto, tant'è vero che ci sono delle società nazionali che si sono affidate ormai agli operatori di questo mercato, proprio perché è difficile star dietro alle richieste in termini di quantità, di qualità, di prezzo, e quindi diciamo, la capacità, la professionalità degli operatori che in questi 18 anni si è via via adeguata alle esigenze è veramente tale da poter soddisfare appunto da un lato la richiesta, quindi la domanda dei prodotti, e dall'altro cercare di tenere i rapporti con i fornitori, in modo particolare con la produzione locale, e cercare di orientarla proprio per fare in modo di avere quei prodotti nel momento giusto in cui appunto la domanda presunta
ci possa essere. Per cui questa è un'attività veramente complessa e su questo noi come ente gestore stiamo sperimentando dei progetti nuovi che aiuteranno gli operatori a raccordarsi meglio col mondo della produzione da un lato e col mondo e con la domanda da parte del dettagliante, da parte della ristorazione, degli alberghi dall'altro, attraverso un progetto di marketplace che stiamo realizzando con fondi del PNRR su un bando dell'Università di Parma, dove partecipano altri due mercati, il mercato di Parma e di Andria e l'Università di Foggia, e l'obiettivo è proprio quello di consolidare questi rapporti tra chi produce, il mercato che commercializza e distribuisce e i clienti dettaglianti, insomma i clienti specializzati dall'altro lato, in maniera tale che appunto questo servizio possa essere sempre migliore, sempre più efficiente e possa consentire quindi di assicurare quella continuità che viene richiesta. Nel dettaglio, quali saranno i nuovi servizi che offrirà il Centro Agroalimentare della Sardegna? Beh, i servizi più richiesti sono appunto intanto avere una possibilità di poter acquistare in più momenti della giornata, quindi oggi come oggi il mercato apre alle 4:30 e le contrattazioni già alle 7:30, 8 si sono concluse. Invece con il marketplace di fatto avremo dei negozi virtuali degli operatori che saranno aperti 24 ore su 24. Quindi ci sarà consegna a domicilio. E quindi ci sarà anche la consegna a domicilio del dettagliante o del ristoratore, quindi non del consumatore, e questo consentirà appunto di soddisfare non soltanto la domanda quindi la possibilità di poter acquistare, ma anche la logistica. Quindi come abbiamo visto in base a un'indagine di mercato che abbiamo fatto, in base alle tipologie di attività che vengono svolte al dettaglio, alla ristorazione, ci sono esigenze diverse. C'è chi vuole avere il prodotto entro le 8 del mattino, chi entro le 11 del mattino, chi nel primo pomeriggio, chi fine serata, per cui per soddisfare tutte queste richieste di servizio ci stiamo organizzando attraverso proprio la progettazione di software che ci consentono di fare questa Andiamo alla attività. spiegazione al dettaglio. Il grande albergo, la grande struttura turistica ha bisogno quella sera di 200 kg di ciliegie. Voi siete pronti alla consegna? Assolutamente sì, in questo modo avremo non soltanto la possibilità di essere pronti alla consegna, ma soprattutto fare una consegna ai costi più bassi, perché poi quello che conta non è soltanto la disponibilità di prodotto, ma è anche il costo del servizio e la qualità di servizio. Sulla base di questi 18 anni di operatività del Centro Agroalimentare della Sardegna, quanto impatta il mercato turistico in percentuale sull'intera annata? Beh, i fatturati nel periodo estivo qui al mercato si triplicano rispetto ai mesi invernali, per cui questo è dovuto sia alla presenza di maggiori prodotti, ma anche alla domanda che aumenta notevolmente per le presenze turistiche. Certo, se riuscissimo ad avere delle presenze turistiche più importanti anche nei mesi invernali o di più anche nel periodo estivo, come succede per esempio nelle Baleari, anche tutta la filiera agroalimentare ne trarrebbe grande vantaggio. Siamo alle conclusioni. Quanti sono gli operatori che gravitano intorno alla vostra struttura nel corso dell'anno? Beh, abbiamo dei clienti specializzati, quindi con partita IVA, sono circa 1200, agricoltori sono 1 migliaio, quelli che si presentano direttamente al mercato. Poi ci sono anche le cooperative, le organizzazioni di produttori che raggruppano più produttori, che quindi diciamo, rappresentano almeno altri 100 produttori. Diciamo che è un mondo che il mondo del settore ortofrutticolo ha questo mercato come punto di riferimento, sia per quanto riguarda la quantità ma anche i prezzi, perché ricordiamolo il mercato all'ingrosso svolge quella importante funzione di calmierazione dei prezzi proprio perché ogni giorno attraverso la contrattazione fatta da molti operatori e da molti clienti si forma quel prezzo di equilibrio che poi è un vantaggio un po' per tutti, nel senso che è il giusto prezzo per chi ha prodotto il prodotto ortofrutticolo, ma è anche il giusto prezzo di acquisto per chi poi
ha bisogno di quel prodotto per poter svolgere la propria attività commerciale. Parliamo di prezzi. Ormai c'è una stabilizzazione verso l'alto, anche la clientela si sta adeguando a questo aumento continuo. Sì, diciamo che dopo 10 anni, dal 2010 al 2020, in cui i prezzi sono rimasti praticamente fermi, negli ultimi anni gli shock dovuti all'aumento dei prezzi dell'energia, soprattutto delle materie prime, dei fitofarmaci, dei fertilizzanti utilizzati in agricoltura, hanno portato questi prezzi stabilmente verso l'alto, per cui non ci dobbiamo attendere, diciamo, una riduzione dei prezzi. Sicuramente i prezzi di giugno sono un po' più alti rispetto a quello che avremo nei mesi di luglio e agosto, perché aumenterà la produzione, però diciamo, il prezzo dei prodotti ortofrutticoli è sicuramente destinato a rimanere sostanzialmente più alto, perché a monte sono aumentati tutti i costi. Domanda conclusiva: il vostro percorso green, quindi di adeguamento al rinnovamento energetico, è stato tra i primi intrapresi in Sardegna. Prosegue? Sì, assolutamente. L'anno scorso, a luglio dello scorso anno, 2024, abbiamo costituito anche la società cooperativa che gestirà la comunità energetica. Ora siamo in fase di realizzazione dell'impianto fotovoltaico. All'interno della comunità energetica ci sono anche diverse società della Corte del Sole con cui abbiamo fatto appunto questo progetto. E quindi assolutamente non vediamo l'ora che sia operativa, sarà operativa sicuramente entro la fine dell'anno, e poi da quel punto in poi incominceremo anche ad estendere e inglobare all'interno di questa società tutte quelle aziende che vorranno accompagnarci in questo percorso di sostenibilità. Per quanto ci riguarda, ci interessa coinvolgere in modo particolare le imprese che operano nella filiera agroalimentare, in particolare ortofrutticola, quindi a monte le imprese agricole e a valle dettaglianti, ristorazione, eccetera. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Al Lazzaretto di Cagliari un evento pensato non solo come momento formativo, ma anche esperienziale e concreto. I partecipanti, pazienti, familiari, caregiver e operatori sanitari, hanno preso parte a uno show cooking condotto dallo chef Andrea Finocchiaro, con ricette semplici, creative e realizzabili a casa, che mettono al centro i prodotti aproteici come strumenti pratici per seguire correttamente la dieta prescritta dai nefrologi. Ogni anno il laboratorio culinario Flavis, in collaborazione con ASNET Sardegna, l'associazione regionale nefropatici emodializzati e trapiantati, e Federfarma, promuove la cucina come alleata della salute dei pazienti che fanno i conti con la malattia cronica renale, che colpisce oltre 850 milioni di persone nel mondo e circa 4,5 milioni in Italia. Ogni anno 7.300 italiani iniziano un percorso di dialisi in questo scenario. L'aderenza alla terapia dietetico-nutrizionale si conferma un pilastro fondamentale della gestione conservativa, capace di posticipare l'inizio della dialisi, migliorare lo stato nutrizionale e ridurre le complicanze. Flavis ha organizzato ancora una volta il laboratorio culinario per promuovere aderenza terapeutica, educazione alimentare e nuove opportunità per i pazienti. Finalmente i pazienti possono andare a ritirare i prodotti sulla farmacia sotto casa, non più andare alla farmacia territoriale, e dunque è un grosso vantaggio sia in tempo e poi grazie al bonus predisposto possono acquistare quello che più desiderano. Quali sono le differenze con il precedente sistema? Il sistema precedente era un sistema che praticamente prevedeva una monomarca, cioè i pazienti erano costretti ad assumere ed a prendere solo quei prodotti che erano solo di quella marca. Magari invece adesso possono scegliere il prodotto della marca che ritengono più opportuno, e dunque in base al loro gradimento e al loro gusto possono scegliere i prodotti che più gli aggrada, dalla pasta ai biscotti e tutto il resto, alle farine, tutto il resto che gira intorno ai prodotti aproteici. Questo nuovo sistema di distribuzione dei prodotti lo avete proposto alla Regione come ASNET? Assolutamente sì, noi prima sotto la spinta dei pazienti e sulle loro lamentele abbiamo spinto nell'assessorato affinché si cambiasse questo sistema. Ci siamo fatti portavoce della lamentela del paziente affinché il sistema cambiasse e fosse allineato con il sistema di altre regioni dove è previsto il bonus. Cosa dovrà fare adesso il paziente quando deve ritirare i suoi prodotti? Cosa cambia in concreto? In concreto cambia tanto, cambia il fatto che il paziente finalmente potrà andare a ritirare i prodotti in una delle qualsiasi farmacie di Federfarma, della Sardegna, semplicemente con la sua tessera sanitaria, e vicino a casa potrà finalmente trovare ciò che gli serve. Quindi andrà in farmacia, presenterà la sua tessera sanitaria, dopodiché sceglierà quali sono i prodotti che vuole acquistare e se ne andrà a casa con tutti i suoi prodotti così, in modo molto semplice, scegliendo ciò che più gli piace, ciò che più è nelle sue corde, perché comunque ricordiamoci sempre che questi non sono solo alimenti fini a se stessi, ma questa è realmente una terapia per il paziente con la malattia renale cronica. Qual è il ruolo della farmacia come erogatore di servizi oggi?
Il ruolo della farmacia, con l'ultima evoluzione legislativa che c'è stata a livello nazionale, è sicuramente è diventato molto più importante, finalmente è tornato attore principale anche nel sistema sanitario nazionale e quindi sono tanti i servizi che le farmacie ad oggi, tramite il contenitore che viene chiamato farmacia dei servizi, erogano. In Sardegna abbiamo siamo a buon punto con la messa in pratica della farmacia dei servizi e dobbiamo arrivare a definire quali sono le categorie di pazienti e quali sono i servizi che potranno essere resi gratuitamente, cosa che però le farmacie già fanno i vaccini, fanno i tamponi, fanno tutte quelle che sono le pratiche che possono essere attivazioni e disattivazioni delle tessere, i cambi dei medici, tutta quella parte lì che comunque uno si trova vicino a casa e non deve andare nella struttura pubblica che magari è molto lontana da casa. Fanno anche servizi di telemedicina privatamente al momento, ma speriamo a breve di poter introdurre alcune categorie di pazienti in una sperimentazione gratuita, ecco. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
In Italia la dispersione scolastica, secondo l'ultimo report, è pari al 9,4%, in calo rispetto al 10,5% del 2023. L'Agenda Europa 2020 aveva previsto di contenere entro il limite massimo del 10% la quota di giovani tra 18 e 24 anni che hanno lasciato la scuola con al massimo la licenza media, ma dopo la pandemia Bruxelles ha abbassato questa soglia al 9%. Ma attenzione, il nostro paese rientra tra le realtà del vecchio continente dove il problema degli abbandoni precoci resta più consistente ed infatti in questa classifica negativa ci ritroviamo al quinto posto su un totale di 27 paesi. La Sardegna oggi si segnala all'11,3%, insensibile progresso rispetto al 18,7% del 2022, quando eravamo la maglia nera nazionale. Su questo tema, al Teatro Garau di Oristano, per l'evento Disperdiamoci per non lasciare nessuno indietro, promosso dall'Unione Province Italiane, è intervenuta Daniela Lucangeli, docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione all'Università di Padova ed esperta di caratura internazionale di psicologia dell'apprendimento. La professoressa Daniela Lucangeli ad Oristano per parlare di dispersione scolastica, ma anche di una didattica di servizio. Intanto grazie, è un'accoglienza che mi riempie il cuore di speranza. Perché? Perché che ancora siamo, come diceva Don Milani al tempo del dopoguerra, nella condizione in cui perdiamo ragazzi addolora. Quindi la dispersione indica che non abbiamo ancora imparato, noi che insegniamo, a non perderli. E perdere un ragazzo significa perdere il potenziale intero, perché significa perdere la nostra capacità di testimoniargli che il sistema educante, il sistema scuola è a servizio del loro futuro. E questo credo che sia il riassunto con cui dobbiamo coordinare il nostro sguardo, cioè ritrovare nell'essere a servizio del loro futuro lo scopo. Farei il riassunto del riassunto, professoressa. Come mai ci sentiamo noi genitori, ci sono tanti genitori che la seguono, non solo tanti insegnanti, noi genitori così impreparati o ci sentiamo così? È un tempo del mondo in cui in qualche modo abbiamo ereditato un modo di guardare anche a tutto ciò che sta accadendo che è a sguardo chiuso, non è a sguardo aperto. Ora, in un processo in cui la scuola, nel momento in cui abbiamo iniziato con Don Milani, nel dopoguerra doveva alfabetizzare, leggere, scrivere, far di conto, potevamo indirizzarci soltanto ai saperi degli alfabeti disciplinari, ma adesso in cui c'è un bombardamento di informazioni dobbiamo renderci conto che quello che è il nostro scopo è aiutare ciascuno dei nostri figli a far diventare proprio il sapere altrui, quindi dobbiamo lavorare di più sulle funzioni che non sulle prestazioni, il tutto con una consapevolezza chiara che quando io vengo a percepirmi rimproverato, svalutato, sfiduciato, non riesco a chiedere alla mia qualità complessiva di emergere, perché nel momento in cui mi sento così ho paura e tutta la ricerca scientifica mostra questo, che abbiamo sottovalutato troppo i processi del cervello senziente. Se io sento sete, cerco l'acqua, se io sento paura, cerco il coraggio, non cerco il rimprovero. Uno degli ultimi momenti in salute, quasi salute di Papa Francesco di quest'anno è stato il Giubileo della comunicazione e ci ha distribuito in quei giorni un discorso. All'interno di quel discorso il comunicare con disarmo, il comunicare con cuore, disarmo dalla violenza, da tutte le forme di violenza nell'accoglienza della diversità. Credo che questo sia un passaggio da declinare, imparare a comunicare col cuore a tutti i livelli. Ma guardi, la ricerca scientifica più, recente mostra proprio questo, che noi siamo una specie sociale che ha un'intelligenza
che non soltanto è senziente, ma è regolata dal cardiaco. Lei ha detto cuore, è regolata dal cardiaco, cioè tutte le nostre emozioni hanno in questa struttura, che non è soltanto un battito che dà la vita all'intero organismo, ma è un battito che sente e modifica le risposte dell'organismo, modificando sia il suo ritmo che anche proprio tutta l'attivazione dei sistemi di risposta. Cosa intendo dire? Che l'intelligenza del cardiaco non è una forma poetica né diciamo di psicologia superficiale, ma è quello che stiamo dimostrando essere al centro dei processi di salute corpo-mente. Le istituzioni devono sintonizzarsi con il linguaggio dei giovani, devono stare vicino ai giovani, devono parlare con loro. È un'emergenza, lo sappiamo tutti. Dalla dispersione scolastica emergono tanti altri problemi nella nostra società, soprattutto nel mondo giovanile, in certe fasce di età. E quindi questo appuntamento oggi con la professoressa Lucangeli, che è una delle più grandi esperte nella psicologia dell'educazione, è in Sardegna un evento unico. Non a caso abbiamo il teatro tutto esaurito. E questo appuntamento si rivolge principalmente ai genitori, agli insegnanti e ai giovani. Diciamo nell'indirizzo che abbiamo scritto ci sono loro. Io ci tengo tantissimo, sto andando nelle scuole a parlare con loro, li ho anche invitati nella sede istituzionale e loro apprezzano tantissimo che le istituzioni, il coinvolgimento, esatto, lo apprezzano tantissimo perché probabilmente in tanti anni non sono stati, diciamo, considerati. Allora i giovani sono importanti perché ci sono tantissime realtà e anche molte eccellenze nel mondo giovanile, basta tirarle fuori e soprattutto noi dobbiamo indagare però quali sono le problematiche e le problematiche vanno indagate da tutti quelli che hanno delle responsabilità e vanno corrette possibilmente, vanno indagate, vanno individuate per migliorare le relazioni sociali, non soltanto all'interno della famiglia, nel mondo della scuola e anche nelle relazioni personali. Costruire dei picchetti perché rimangano. Assolutamente. Questo è il progetto Disperdiamoci che è stato finanziato tra le prime 20 province italiane in Sardegna, è l'unico, è il primo passo. Questo va portato avanti, assolutamente. Ci vuole proprio un presidio di questo tipo, perché i giovani hanno bisogno di questo e i giovani costituiscono il futuro della nostra società. Noi dobbiamo essere con loro. È un argomento molto difficile, molto in voga in questo momento. Io come insegnante in primis e come referente di diversi progetti PNRR proprio per la dispersione scolastica ci siamo impegnati molto in questi ultimi 3 anni e abbiamo visto che ci sono dei risultati importanti. Stavo proprio guardando adesso dei risultati delle nostre psicologhe, del lavoro che hanno fatto e dei dati molto interessanti da analizzare un po' con tutti, perché è chiaramente un ritorno che deve essere poi presentato alla società, alla comunità e ai docenti che lavorano nella scuola. All'incontro con Daniela Lucangeli ha partecipato un pubblico variegato per età e prospettive appartenenti al mondo della scuola, docenti e genitori, dirigenti scolastici e professionisti della pedagogia, della psicologia, dell'infanzia e dell'età evolutiva arrivati da tutta la Sardegna. In primo piano il valore del magister e della scienza servizievole per lavorare su stimoli positivi e motivanti, valorizzanti e non giudicanti. Insiste la indispensabile chiave di volta per chiunque sia impegnato nell'insegnamento già dalle scuole elementari. Dalla vincita della paura per arrivare a imparare per sempre. Creare un clima di classe positivo dove si possa star bene sicuramente e dare al bambino la possibilità di sentirsi accolto ogni giorno. Quanto è importante il linguaggio? Il linguaggio è molto importante, le parole lo sappiamo sono importantissime perché comunque sono capaci, come ben sappiamo, di ferire o di accogliere, di far sentire amati e protetti. Diventare un power bank, no, di energia. Esatto, questo cerchiamo di farlo e speriamo insomma di riuscirci al meglio, siamo qui anche per continuare a imparare. È importante quando si comunicano dei contenuti culturali riuscire
a calibrare il discorso sulla base delle persone che si hanno davanti, per cui è importante riuscire anche a capire qual è il livello di base, quali sono le esigenze anche di interesse e quindi riuscire ad arrivare alle persone attraverso un linguaggio diverso. Lei insegna all'università, oltre che curare e dirigere diversi musei. Com'è cambiato la cattura dell'attenzione da parte dei giovani? In generale nei musei noi assistiamo soprattutto a un interesse da parte delle persone un po' più grandi, persone che ormai oltre i 40 anni, oppure i bambini. I bambini invece sono molto interessati. Riuscire a catturare i ragazzi è difficile perché percepiscono il museo come un qualcosa di un po' antico che non riguarda più. Per cui trovare un linguaggio, magari anche utilizzando le tecnologie o comunque un linguaggio che loro possono capire, è importante, è una ricerca, è un po' la sfida di questi anni. All'università, dispersione universitaria. Dispersione universitaria un po' soprattutto nei primi anni, anche perché i ragazzi spesso non hanno bene idea di ciò che vogliono fare da grandi. Quindi a volte succede, però le persone motivate vanno sempre avanti e più persone che stanno un po' cercando la loro strada e noi dobbiamo in qualche modo trovare il modo per indirizzarli verso il loro futuro. Per la speranza che abbiamo tutti di non disperderli più i nostri figli, no? Ecco, questa è la modalità con cui sono venuta, a chiarezza, che è un po' un dire basta a continuare a perdere la risorsa del futuro fondamentale. Come possiamo fare per comunicare con i nostri ragazzi? Comunicare fa parte della specie umana, ma ha bisogno non soltanto, come mi dicono i bambini, di parole, ma ha bisogno di una connessione. Oggi tutta la ricerca scientifica parla di cervelli connessi, una connessione profonda. Quella connessione profonda passa attraverso il sentire l'altro, sentire la sua gioia, la sua paura, la sua fatica. Se come adulti non sentiamo, ecco, il rischio è quello che non riusciamo più a connetterci. E se sbaglio, professoressa? Se sbaglio non fa niente, l'errore è il più meraviglioso segnale che il cervello si sia inventato in milioni di anni evolutivi nella nostra specie, in cui lì ci dice: ho bisogno di te. E se invece ho bisogno di noi? Allora bisogna che maturiamo, come dobbiamo veramente ad un certo punto prendere consapevolezza che l'uno senza l'altro noi abbiamo un meccanismo interno di non salute che è l'isolamento e la solitudine. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito.
Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Donne, professione e sport, tra valori, discriminazioni e altre storie è stato il tema del corso dell'Ordine dei giornalisti che ha aperto al Tanca Village di Villa Simius la 3 giorni della prima edizione del Lucy International Award 2025 dedicato a Gianni Minà. Un evento nazionale organizzato dall'Unione della Stampa Sportiva Italiana in collaborazione con l'Assessorato regionale del turismo della Sardegna, che è proseguito con eventi sportivi, convegni e la proiezione di documenti inediti della vita professionale del grande giornalista scomparso nel 2022. 3 giornate straordinarie, il primo memorial Gianni Minà. Tanti protagonisti sia a livello sportivo sia a livello organizzativo, una grande regia possiamo dire ha strutturato questa 3 giorni. Le tue conclusioni? Ma credo che avere sul palco a ricordare Gianni Minà cronisti come Gianfranco Coppola, Valentina Bisti, Simona Rolandi, piuttosto che Vittorio Di Trapani, Paolo Mastino. Questo sia stato il ricordo del cronista che lascia un segno. Con la vedova Loredana Macchietti Minà abbiamo potuto vedere delle cose inedite su Papa Francesco, spezzoni che non erano mai andati in onda, lo sono andati pochissimo, lo stesso su Maradona, su Sergio Leone, insomma grandi cose. E poi i campioni dello sport. Hanno omaggiato Minà l'olimpionico Stefano Oppo, calciatori campioni del mondo come Beppe Dossena, scudettati come Beppe Tomasini, Renato Zaccarelli. C'è stato un arbitro d'eccezione, Beppe Dossena, l'ho già detto, perché ha arbitrato una partita simbolica contro gli Special Olympics dove hanno giocato Hasselbank, Di Matteo, lo stesso Gianfranco Zola, insomma tanta gente, Acqua Fresca, Mauro Esposito, Devi Suazo, in porta Renato Coparoni, quindi un modo di fare sport, cultura, inclusione. Che partita è stata questa al primo memorial di Gianni Minà? È combattutissima perché con i ragazzi della Special Olympics praticamente è sempre una guerra. Sono stati bravi ed è una festa, e quindi per ricordare Gianni Minà, come lo scorso anno abbiamo ricordato Giampiero Galeazzi, quindi è sempre un momento anche di sociale, e quindi è stato molto bello e benvengano queste manifestazioni. Abbiamo visto tirare qualche rigore, come li hanno tirati? Come quello di Maradona? No, li hanno tirati meglio, questi, perché hanno tirato e hanno fatto gol, sono bravi, no? Manca un po' di tecnica, però diciamo che sono stati bravi, dai. Questi momenti qui, ripeto, sono momenti importanti, dai. Una 3 giorni all'insegna di un giornalista che è stato un'icona, come lo è stato Galeazzi, per voi, per il mondo del calcio, dello spettacolo e soprattutto della televisione. Quanto è importante creare questi momenti? Ovviamente se si può ricordare persone che hanno segnato un'epoca, soprattutto nel proprio lavoro. Guarda, Gianni credo che abbia avuto un unicum rispetto al panorama generale. Riuscire ad intervistare tante persone, ottenere la fiducia e il rispetto di tante persone significa che deve aver avuto empatia, capacità di medesimarti negli altri, e lui è stato veramente in questo senso un fenomeno. Guarda, i calciatori hanno una grande parte, tra i tanti errori che commettono hanno una particolarità, sanno riconoscere quando uno entra nello spogliatoio che tipo di persona è, fino a dove si possono spingere, come possono ragionare e come possono interloquire. Ecco, lui è riuscito veramente in tutti i campi a donare rispetto ed empatia. Il rapporto tuo con la Sardegna?
Beh, sai, da ragazzo venivamo qua come è stato negli anni 80, insomma, i calciatori venivano qua a passare le vacanze, quindi c'è poco da dire. Questa è una bellissima terra, accogliente, c'è tutto quello che si può offrire ad un atleta nel momento di riposo. Non posso non chiederti un tuo parere sulla nazionale italiana o sull'andamento del calcio italiano da ex campione del mondo, ovviamente con un focus determinato su quello che è appunto il ruolo della nazionale oggi. Guarda, sento da molte parti dire che insomma, la deriva ormai è talmente conclamata che diventa difficile programmare il futuro. Io dico che non ci vuole molto tempo per recuperare almeno un po' di terreno. Le cose che si possono fare sono sotto gli occhi di tutti. Tutti sanno cosa si deve fare, tutti sanno quali sono le strategie, tutti sanno quali sono i target. Purtroppo non c'è la volontà di metterle in pratica e quindi come dico da sempre ci vuole un'entità superiore, in questo caso addirittura il Presidente della Repubblica, se non il Presidente del Consiglio, che richiami tutte le componenti e che tutti facciano il loro mestiere e prendano responsabilità di quello che stanno facendo. Il calcio non è la cosa più importante del mondo, però è una cosa seria. Per uno come te che è abituato a vincere e a impegnarsi su tutti i fronti, quanto è importante vivere giornate come queste? No, è importantissimo, soprattutto il ricordo di una grande persona, un grande giornalista come Gianni Minà, perché anzi mi dispiace essere vissuto in una generazione dopo e non aver davvero avuto il piacere di essere stato raccontato da lui, però è bellissimo poter condividere giornate così con campioni del calibro di Zola, Suazo e tutti gli altri e mi riempie di dolore aver portato anche un po' di canottaggio in questa giornata. È importante anche questi momenti di condivisione con sport diversi, perché voi atleti avete ognuno di voi degli obiettivi sulla disciplina, però sulla vostra disciplina, però poi quando state insieme avete tutti un fine comune, il tricolore, la Sardegna in questo caso e soprattutto l'autenticità dello sport. Sì, è bello e emozionante confrontarsi anche con gli altri sport, in questo caso soprattutto col calcio. È importante vedere come nei loro occhi trovare la stessa sensazione che provo io vestendo i colori della maglia azzurra. È un grande onore e deve essere un grande orgoglio, soprattutto in questo momento anche nel calcio. Valerio, incontriamo anche Mauro Esposito, veterano del Memorial Galeazzi. Questa è una prima edizione su Gianni Minà, che comunque rimane e resterà un'icona come tanti giornalisti italiani, è un archivio importante, una storia importante, ma quanto è importante dedicare queste giornate a un personaggio così iconico della storia italiana? Ma per me è veramente bello essere qui presente e onorare, come dicevi tu, un grande professionista. Non ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, però ho conosciuto il grande giornalista, il grande professionista che è stato e, come dicevamo pure in presentazione prima, la sua eleganza l'ha portato sempre ad intervistare grandi campioni, grandi personaggi che hanno fatto la storia del calcio e non solo, perché è stato veramente un grande. Di campione in campione passiamo a David Suazo. David, queste giornate fondamentali, anche un modo di rincontrarsi dopo il Memorial Galeazzi, questa prima edizione su Gianni Minà, un altro grande del giornalismo italiano. Sì, come tu lo dici, io penso che è quella la cosa bella, perché alla fine raduna un po' tutto quello che loro facevano, no? Commentavano il calcio, formavano parte del calcio, noi formiamo parte del calcio, rincontrarci qua con tutti ex compagni, idoli anche, perché avevamo un po' di tutto. E è bello poi condividere qua con i ragazzi delle Special Olympic, sai, sono cose carine che speriamo non sia l'ultima volta che formeremo parte. Beh, siamo molto onorati di essere stato invitato a questo evento e lui rappresenta lo sport in generale, è stato un giornalista capace di raccontare le storie, non un giornalista che cercava lo scandalo, quindi era ammirato da tanti atleti proprio per questo. Dal Memorial Galeazzi oggi un primo memorial per Gianni Minà. L'essenza di questo evento, Simone?
Da un grande a un altro grande, no? Hai nominato Galeazzi, nomini Gianni Minà, come dire, maestri di giornalismo, di come fare un buon giornalismo e come davvero entrare nell'animo delle persone. Gianni Minà questo faceva, sono molto contenta di essere qui nel ricordo di Gianni Minà, ma anche parlando di giornalismo vero, quello che tutti coloro che vogliono fare questo mestiere bene devono tenere presente, per cui essere qui ha un valore speciale. Simona, io ricordo da ragazzo, non posso fare a meno di citartelo, ma sicuramente anche tu, possiamo dire un'ospitata durante una trasmissione a Rai 1. Minà con Pino Daniele arriva a Troisi e mette in gioco l'agendina di Minà. Minà aveva questa non facilità, questo dono, davvero, quando lui dice per chiamarmi all'evento di Pino Daniele, lui è andato nella TIA e c'era i fratelli Taviani, Tocchigno e Troisi. In realtà Gianni riusciva a entrare non solo nel cuore delle persone, ma nel loro quotidiano in punta di piedi. Tutti avrebbero voluto avere o vorrebbero avere l'agendina e l'agenda di Gianni Minà, e lui ce l'aveva perché lui instaurava un rapporto meraviglioso con le persone. Non erano persone da intervistare, ma erano uomini e donne di cui lui conosceva l'animo, la predisposizione e anche tanti segreti. Io cito Maradona per citare uno dei suoi più grandi amici. Lui di Maradona sapeva veramente vita, morte e miracoli, e non tutto è stato raccontato da Minà, per cui questa specialità di rapporto che lui riusciva ad instaurare è un qualcosa di unico. Presidente, che giornate sono state all'insegna del ricordo di un grande giornalista italiano, Gianni Minà? Io direi ricche di contenuti perché si è avvertito un senso di comunità tra i campioni dello sport non più di oggi, tra i colleghi presenti, vogliosi di ricordare persone così carismatiche e significative, il pubblico, un corso di formazione, i momenti solidali, il racconto dello sport che balza fuori oggi differente rispetto a ieri. Gianni era insuperabile nell'approccio con le fonti, ma c'è anche da dire che oggi persino per lui sarebbe stato difficile, perché le società sono schermate, gli atleti sono blindati da organizzazioni a volte ossessive. Noi proviamo a far sì che il racconto dello sport sia un qualche cosa che riavvicini la gente ai loro beniamini. Beniamini che oggi sono goduti solo via Instagram, via Facebook, ma non fisicamente, non li vedi mai. Speriamo che si possa tornare a un momento vissuto e l'Unione Stampa Sportiva Italiana fa queste battaglie per far capire che non sono per noi, ma sono per la gente. Mi piace partire da questo ricordo di Gianni Minà della famosa agendina, no? Dove quando Troisi gli dice: quando mi hai chiamato per questa trasmissione come ospite per onorare Pino Daniele, tu sei andato nella TIA, i fratelli Taviani, Tocchigno, Troisi e qualcosa del genere, e lì c'è un Gianni Minà non imbarazzato ma sereno, che lascia un istrione come Massimo Troisi condurre quel pezzo di trasmissione, ma poi prende le redini in mano ed è stato un grande successo iconico anche quello. Quella è Alta classe voglio vivere così, questo era il titolo originale, prodotto da Sergio Bernardini e Mimo D'Alessandro della D'Alessandro Galli, è uno dei più grandi ora produttori di musica che c'è in Italia in questo momento. Era un appalto perché si cercava sempre in quel periodo di lavorare. Gianni ha sempre lavorato per la Rai, insieme a Piero Angela sono gli unici due giornalisti che non hanno lavorato per Fininvest, perché loro avevano il concetto della Rai azienda di Stato, e effettivamente l'azienda di Stato contava, c'era solo quella e quella era la comunicazione, e loro si esprimevano come avevano insegnato loro i loro maestri, che erano Barenson, Zavoli, Antonio Ghirelli, che era l'allora direttore del Tutto Sport. Per loro infatti il mestiere di giornalista era solo il collegamento tra fatto di cronaca e gente.
un giornalismo, mi permetto di dire, romantico, no? Un po' come il calcio romantico che non c'è più, perché oggi il calcio è anche business, è anche interessi, ed è un mondo che con l'avvento dei social è diventato sempre più virtuale. Di Gianni Minà si apprezza il suo archivio, un archivio storico non solo da un punto di vista di dettagli, di elenco, ma proprio da un punto di vista umano. Guarda, allora intanto io ti sfato la narrazione del romantico. Non era romantico, anzi molti... Guarda, io veramente sono una persona ironica e di buon carattere, però me lo hanno descritto come uno che fumava sigari, beveva rum alla Havana, me l'hanno detto, in realtà era un vegetariano, non beveva e né fumava. Pensa che la narrazione del romanticismo, no, lui era un appassionato, è un affamato di storie, cioè lui aveva una fretta, un'ansia interiore perché voleva raccontare e soprattutto, sai cosa? Voleva condividere, tant'è vero che casa nostra era diventato un salotto. Lui era anche pigro, no? Pigro ma estremamente attivo nel suo lavoro. Quindi il salotto se l'è fatto a casa, venivano le persone e a lui piaceva collegare questo tipo di persone, farle conoscere e comunque far conoscere alla gente la persona nella sua umanità, non nel suo ruolo professionale. E questo, guarda, è stato per me una grande lezione di vita, perché io ormai sono abituata a scegliere la persona per l'umanità, non certo per quello che rappresenta. Ed è veramente in questo momento una grande bussola, perché anche il giornalismo, lui ha sempre detto di giornalismo ce n'è uno solo e il resto in questo momento è comunicazione, perché si è evoluto, si è involuto, non spetta a me dirlo, per me si è involuto, però si è anche evoluto perché si è adattato ad un nuovo mezzo tecnologico che è l'internet, quindi è cambiatissimo. Loredana, cosa resterà di queste 3 giornate all'insegna del suo ricordo e della condivisione degli ex campioni che vi hanno partecipato, i colleghi giornalisti e soprattutto il convegno e soprattutto il documentario che avete sottoposto a tutti gli ospiti che sono arrivati qua? Guarda, allora è stato molto tenero perché io ho visto tantissimi giocatori del Toro. Tu sai che Gianni era uno tifosissimo del Toro, il papà era un arbitro di calcio, tifoso che ha portato ad essere tifosi anche i 2 figli, Enzo e Gianni. Gianni era il più piccolino, non ha mai abbandonato questa febbre calcistica e oggi l'ho ritrovati tutti un po' invecchiati, no? Però romanticissimi, come solo quel tipo di persone sanno essere. Quindi per me, guarda, è molto molto importante far conoscere l'archivio, la Fondazione Gianni Minà, ma soprattutto l'archivio che lui ha lasciato. Lui voleva uno spazio, mi raccontava, io voglio uno spazio dove tu puoi entrare e puoi leggere informazione certificata, cioè con fonte certa. Ti dà il respiro, è vero, perché se tu leggi informazione certa ti costruisci il pensiero critico e quindi prima e anche dopo la sua scomparsa, 20 giorni prima lui ha fondato la fondazione proprio e ha donato tutto soprattutto alle nuove generazioni, quindi io non ho fatto altro che eseguire i compiti e ora c'è un archivio digitale dove si può entrare attraverso il sito www.giannimina.it. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. A 20 anni dall'avvio dell'impegno di Fondo Impresa di Confindustria a supporto della formazione del lavoro è stata promossa una giornata di riflessione in un momento di grande rilevanza per lo stato di salute dell'economia regionale. È stata soprattutto l'occasione per ripercorrere il cammino fatto finora in collaborazione con CGIL, CISL e UIL, ma soprattutto un'opportunità di confronto e riflessione sui risultati raggiunti e sulle sfide che attendono il sistema formativo e produttivo nei prossimi anni. Beh, in Sardegna possiamo dire che il rapporto all'interno dell'OBR è un rapporto costruttivo di grande responsabilità che è assolutamente collegato con tutte le problematiche che ci sono nell'isola, e quindi lo sviluppo delle competenze, delle conoscenze, ma tutta quella galassia di criticità che diventa opportunità per noi è qualcosa che va colto. E si aggiunge anche che il clima positivo e costruttivo ha fatto dell'OBR nell'isola un'esperienza assolutamente positiva, e quindi quando le forze si alleano e fanno una rete positiva danno un fortissimo contributo sia per lo sviluppo, che deve essere radicato, sicuro, che intesse anche tutte quelle potenzialità che danno la possibilità nell'isola di creare alcuni ecodriver che sono anche l'antidoto, diciamo, per chi fugge via, per chi non trova qui una risposta. In questo senso noi pensiamo che oggi non sia solo una giornata celebrativa, ma sia anche una sorta di pit stop con cui verifichiamo quello che sta andando bene e anche quello che insieme può essere migliorato. Sta diventando il tema di questo speciale dedicato a Fondi Impresa, ed è un tema che noi abbiamo affrontato la scorsa settimana con Gabriele Fava, presidente dell'INPS. Quindi la situazione ormai è questa. Noi siamo rimasti in pochi, abbiamo bisogno assolutamente di chi lavora e di chi investe per il futuro di tutti gli italiani. Questo è chiaro che il problema demografico è sul tavolo di chiunque si occupi di lavoro a vario titolo. Oggi sono imprese, sindacati e ovviamente fondi interprofessionali, però sulla demografia si gioca una partita fondamentale. Il tasso di natalità è quello che ben conosciamo, 130.000 iscritti in meno quest'anno alle scuole primarie e da lì tutti i paesi europei guardano l'immigrazione come un'opportunità.
quindi noi abbiamo fatto come Ministero del Lavoro e come Governo in realtà tanti accordi, stiamo lavorando con la Tunisia, Marocco, India e tanti altri paesi. Siamo partiti con delle attività di formazione in contatto con Confindustria, con tutte le aziende per ovviamente creare una connessione fra opportunità su un'immigrazione ovviamente regolare, stabile e anche ordinata è certamente un punto al centro del tavolo. Chiaro che unitamente a questo tutte le politiche di coesione sulla denatalità, sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro e sull'occupazione femminile del Sud, che per esempio è ancora molto bassa, sono tutti gli altri canali in cui stiamo investendo su politiche di incentivazione. Nei giorni scorsi la Premier Meloni osservava che il risultato attuale del mondo dell'occupazione è il migliore degli ultimi 50 anni. Questo è verissimo, abbiamo il tempo indeterminato più alto degli ultimi 35 anni, la disoccupazione più bassa dal 2007 a oggi, sono dati abbastanza straordinari e contrariamente a tutti i pronostici negativi sono in crescita anche questo trimestre, quindi i dati Istat ci dicono quello. Questo non vuol dire che non si debba fare di più. Infatti di più stiamo facendo, il Ministro Calderone sta varando questo mese quasi 3 miliardi e mezzo di incentivi su varie direzioni che vanno dall'autoimpiego, giovani, donne, zone economiche speciali, sono ulteriori fondi di coesione che spingono verso la direzione di mantenere un'occupazione in crescita o quantomeno stabile nonostante il record di occupazione degli ultimi anni. In questo convegno organizzato da Fondi Impresa a Cagliari si è parlato soprattutto di intelligenza artificiale, ma questa innovazione non sarà un handicap importante per l'occupazione di molti? In realtà io mi occupo di questo tema da troppi anni forse, quindi adesso è super cliccato, ma l'intelligenza artificiale non è una novità. È la verità che da 15 anni si parla di intelligenza artificiale come possibile distruzione dei posti di lavoro, finora non ci ha azzeccato nessuno perché abbiamo centinaia e migliaia di posti di lavoro legati all'intelligenza artificiale che non trovano risposta. Non stiamo creando le professionalità che servono al mondo dell'impresa sulle opportunità dell'intelligenza artificiale, quindi a oggi l'intelligenza artificiale non ha distrutto posti di lavoro, ha modificato parti dei posti di lavoro, questo sì. La relazione più attesa del convegno riguardava l'intelligenza artificiale. Che cosa ha raccontato alla platea di Fondi Impresa? Sostanzialmente che sta arrivando uno tsunami, e non ne siamo ancora consapevoli, quindi non abbiamo la percezione di quanto sarà rivoluzionaria e quanto alla fine non conti la tecnologia. Questo è il tema proprio principale del mio messaggio. Bisogna lavorare sulle persone, perché persone che non sanno usare l'intelligenza artificiale sono persone che non daranno un contributo sostanziale allo sviluppo di imprese. Ma per renderle consapevoli bisogna lavorarci, in termini culturali, in termini di formazione, in termini... È assolutamente l'ostacolo più grande che l'Italia ha rispetto all'innovazione di impresa. Quindi non ci potrà più essere un manager che non si adegua a questa nuova situazione. Non che si adegua, ma che la domina, è diverso il principio. L'ultimo studio che è uscito da Apple qualche giorno fa dice una cosa molto interessante. Dopo il test che è stato eseguito da loro su tutti i vari motori di intelligenza artificiale, dice: siamo ben lontani da quello che è l'immaginario, cioè l'intelligenza artificiale non risolve i problemi, li risolve una persona molto competente che usa l'intelligenza artificiale. Quindi il consiglio qual è? Studiare, prepararsi, capire come usare il nuovo word processor dell'epoca moderna. E completiamo il discorso a livello sindacale con la CGIL. Cosa rappresenta oggi la formazione nel mondo del lavoro? La formazione è sempre stato un elemento fondamentale nel mondo del lavoro, ma con un continuo e repentino cambiamento e con la tecnologia che avanza è ancora oggi più importante. Noi siamo promotori di una formazione continua dei lavoratori, lo inseriamo nei contratti collettivi nazionali queste richieste, in alcune volte riusciamo anche ad ottenerlo, una formazione continua
pagata dall'azienda, quindi contrattualmente prevista, che consente ai lavoratori anche nei cambiamenti di potersi sempre migliorare e riqualificare, anche perché alcune volte capita che le aziende che oggi esistono, ci sono e si sviluppano, domani potrebbero avere altri interessi e svilupparsi in altri campi, quindi è giusto che i lavoratori continuino sempre ad avere una formazione adeguata al mondo che cambia. Ci sembra un esempio virtuoso quello proposto da Fondimpresa, che addirittura il 70% dei suoi fondi annuali li impiega con un obiettivo, quello di far crescere anche il mondo dell'immigrazione. Sì, anche questo è un tema molto importante, perché è un mondo accogliente, però la formazione costringiamo ai migranti a fare solo ed esclusivamente determinate attività, mentre invece loro hanno potenzialità enormi, ma vanno chiaramente formati in tutti i settori, anche parlo della stessa della lingua. Vi faccio un esempio: io da segretario regionale dei trasporti ho inserito nel contratto collettivo nazionale di lavoro della logistica dell'autotrasporto merci anche non soltanto la formazione rispetto all'attività lavorativa, ma anche sulla lingua, sull'accoglienza, perché ci sono lavoratori in questo settore che sono chiaramente multilingue e abbiamo bisogno di un mediatore culturale addirittura all'interno delle aziende, e lo facciamo anche contrattualmente con i fondi che mette Fondimpresa e altre società e il contratto nazionale. Ed eccoci con il direttore di Confindustria. Anche a lei faccio la stessa domanda che poi farò alla Pellegrini. Ci sono dei dati, quelli che abbiamo avuto dal rapporto Top 1000 della Nuova Sardegna e quelli del CREA, delle università di Cagliari e Sassari, che lei ha seguito la scorsa settimana. Sono discordanti questi dati, qual è la verità? Stiamo crescendo o stiamo in una situazione di stagnazione? Diciamo che un dato sulla crescita c'è, perché comunque il fatturato delle aziende è aumentato, però come ci insegnano i più bravi economisti, mai concentrarsi troppo sul dato del fatturato, perché il dato del fatturato aziendale spesso è interessante e motivante, ma altre volte si rivela una trappola, quindi bisogna capire un po' quali sono invece i risultati sulla marginalità e soprattutto sulla produttività. I due report sono identici nella prospettiva del riconoscimento della positività di tre situazioni: agroalimentare, turismo, costruzione, mondo delle costruzioni. Sì, coincide assolutamente, sono i settori che in questi anni hanno avuto i maggiori margini di crescita. Per le costruzioni, come sappiamo, un settore di quelli trainanti, nel senso che è il settore che ha una capacità di un effetto moltiplicatore per l'economia straordinario, e quindi auspichiamo e speriamo che insomma, il tasso di crescita possa proseguire. Agroalimentare è sicuramente uno dei settori su cui puntare in Sardegna, vanno risolti i problemi inerenti alla competitività delle imprese, che sono quelli per poter assicurare la continuità territoriale delle merci, perché produrre in Sardegna, come sappiamo, è strategico per la qualità, però poi deve sostenere i costi maggiori per il trasporto. Ed eccoci con il direttore generale di Fondimpresa. Quali sono i vostri numeri in Italia? Quest'anno raggiungiamo 500 miliardi e passa di raccolta per una spesa formativa pari a 380 milioni di euro l'anno. Sono numeri importanti perché naturalmente queste risorse vanno tradotte poi in ore di formazione e testimoniano un lavoro che dura ormai da 21 anni, che è forte anche grazie al lavoro che i territori come l'articolazione territoriale della Sardegna fanno e come hanno portato più di 200.000 imprese a scegliere Fondimpresa. È una cosa importante perché crediamo che la formazione per le imprese e i lavoratori sia l'unica condizione per riuscire a essere competitivi e sostanzialmente in ultima istanza vivere meglio, perché se la sai riesci a lavorare con più facilità, con più tranquillità, la tua azienda è più performante e anche le tue capacità e le tue soddisfazioni professionali ed economiche ne sono una diretta conseguenza. Che ruolo possono avere gli immigrati nel vostro settore? Vede, io credo che tutto il sistema paese non possa che non rendersi conto di una realtà ormai oggettiva. Da Roma in giù ci sono solo 4 province dove i lavoratori attivi sono
di più dei lavoratori diciamo in pensione, quindi delle due l'una. Lo scorso anno 370.000 ragazzini, bambini sono nati, è evidente quindi che hai un problema di sostituzione di persone. È chiaro che deve essere un'immigrazione intelligente, un'immigrazione gestita, un'immigrazione che condivide un sistema di valori. Fondimpresa è uscita con un avviso ancora presente, anzi è l'occasione per dire ai vostri spettatori che lo potessero fare, che è un avviso che si può utilizzare con circa 5 milioni e se no con un avviso sperimentale. Abbiamo bisogno di lavoratori extracomunitari. Abbiamo assolutamente bisogno, i numeri ce lo dicono, ma anche la tenuta complessiva del Paese dal punto di vista previdenziale ce lo dice. Quindi non crediamo che ci sia altra scelta possibile che non questa. È un discorso che noi come Panorama Sardo abbiamo fatto proprio la scorsa settimana con il presidente dell'INPS. Il mio amico si rischia di andare all'1 contro 1, un lavoratore contro un pensionato, solo gli immigrati possono salvare la situazione. Assolutissimamente, alla fine i numeri non mentono, il numerello in fondo a destra è un numerello che parla chiaro per tutti. È evidente che la popolazione invecchia, invecchiando la popolazione tu hai bisogno di nuove risorse, quindi sicuramente da un lato devi probabilmente immaginare su come conciliare sempre più il rapporto vita-lavoro, perché magari anche l'occupazione femminile può avere degli ampi margini di miglioramento, ma è altrettanto chiaro che il ruolo che possono dare gli immigrati, anche perché ricordiamoci che noi per l'Italia e per l'Europa in generale si parla di inverno demografico, ma per il resto del mondo c'è un'estate torrida demografica e da piccolini ci insegnavano che quando l'aria fredda incontra l'aria calda succede sempre un casino, quindi probabilmente è meglio questo casino prevenirlo e gestirlo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Durante l'incontro di Fondimpresa di Confindustria, istituzioni e rappresentanti del mondo del lavoro hanno dialogato sul futuro della formazione continua in Sardegna, sul ruolo fondamentale dei fondi interprofessionali e sulle trasformazioni in atto nel mercato del lavoro. Perché riteniamo che la formazione sia fondamentale per la crescita delle competenze dei lavoratori e quindi della loro opportunità anche di cogliere delle opportunità di diventare loro stessi di fatto, muovendosi nel mercato del lavoro, assumere un ruolo assolutamente che incide nella produttività e nella produzione. Riteniamo che la formazione giochi un ruolo fondamentale soprattutto in questo momento in cui tutto è accelerato. I cambiamenti sono accelerati, oggi parleremo di intelligenza artificiale con Fagliassin, insomma abbiamo tanti argomenti sui quali confrontarci anche per fare fronte comune, per avere una visione comune, per non subire un cambiamento che a tanti ancora fa paura, ma ancora di più vogliamo richiamare l'attenzione sui fondi di Fondimpresa perché tante piccole realtà aziendali purtroppo non conoscono ancora il meccanismo, non sanno di avere che questo 0,30 che versiamo può diventare, anzi è già una risorsa all'interno delle loro aziende, quindi perché non utilizzarlo in un momento in cui non possiamo permetterci di non giocare una partita, cioè di diventare, di restare in panchina dove tutto cambia in maniera velocissima. Formazione perché Fondimpresa perché veramente ha un ruolo per tutti i settori produttivi. Insieme al Ministero delle Politiche Sociali ritengo che sia importante sottolineare anche il fatto che si stanno portando avanti degli avvisi di formazione per gli extracomunitari, in un momento in cui la carenza di manodopera è uno dei problemi fondamentali. Veramente in tutti i settori, credo che non ci sia un settore in cui non ci sia la difficoltà di avere ovviamente dei lavoratori specializzati o comunque che stiano all'interno del mercato del lavoro. Ecco perché una risposta anche non solo alla carenza della manodopera ma anche una risposta che ricade sul sociale, perché comunque restituire anche dignità tramite il lavoro per noi è assolutamente un qualificante. Così come formazione Fondimpresa, la formazione oggi di Fondimpresa si rivolge anche agli inoccupati, quindi chi lavoro non ha, proprio per trovare il modo di avvicinare chi cerca lavoro a chi invece appunto sta cercando manodopera. Il vostro percorso si avvia 20 anni fa in pieno accordo con CGIL e CISL e UIL. Assolutamente sì, credo che sia una realtà quella dell'articolazione, appunto le articolazioni territoriali di Fondimpresa Sardegna, è una realtà che ha fatto tanto in questi 20 anni, che un grande lavoro ci attende da fare nei prossimi anni e proprio con la collaborazione delle parti sociali io ritengo che sia un modello assolutamente vincente che dà forza e valore a quello che facciamo, proprio perché parliamo di aziende e lavoratori insomma, che devono camminare insieme con una visione che sia condivisa, condivisibile e soprattutto con una visione del mercato del lavoro e del futuro del nostro territorio e lo dobbiamo fare assolutamente insieme. Poi io vengo da una realtà da un sistema che è assolutamente paritetico, che è quello degli edili e quindi per me ha un grande valore quello di lavorare appunto con le parti insomma, sociali. Abbiamo illustrato nelle ultime 2 puntate i dati di Top 1000 Report della Nuova Sardegna e poi il rapporto Krenos 32esima edizione curato dalle università di Sassari e Cagliari. I dati sono diversi, da una parte si parla di stagnazione, dall'altra di crescita. Qual è la verità? Ma la verità, poi io dico la verità, non ho avuto modo in questi giorni di vedere i dati per quanto riguarda l'edilizia, il settore dell'edilizia, ma un po' ecco, in generale è vero che ci sono dei dati discordanti, nel senso che in Italia stiamo già rilevando dei dati negativi.
quindi dalla crescita comunque ci sono dei dati in termini di massa salari, lavoratori assolutamente negativi. Devo dire la verità che invece la Cassa Edile di Cagliari sta registrando e continua a registrare un aumento sia in termini di massa salari che di ore lavorate, di numero di lavoratori e imprese. Io credo che ci sia tanto ancora sul PNRR che stiamo, ovviamente le aziende, le imprese stanno compiendo stanno portando avanti i lavori, credo anche che il privato però stia facendo degli investimenti soprattutto legati magari a quello che è stato l'incentivo insomma anche del governo sulla riqualificazione, soprattutto la riqualificazione energetica, e credo che si sia un po' diffusa anche la cultura, no? Mettiamo a posto, comunque sistemiamo e ristrutturiamo quello che c'è. Poi ci sono dei grossi interventi comunque privati importanti di investimento sul territorio. Meno possiamo dire sui lavori pubblici, nel senso che le stazioni appaltanti hanno appaltato tanto col PNRR, stiamo conoscendo un piccolo arresto, insomma non vediamo grandi pubblicazioni di bando, ma devo dire anche questo perché purtroppo il codice degli appalti poi, no, non purtroppo, però il codice degli appalti dà l'opportunità alle amministrazioni anche di pubblicare meno i bandi e quindi le procedure di appalto, perché sotto soglia, insomma sotto una certa soglia, hanno la possibilità di aggiudicare o fare delle procedure negoziate, quindi invitare un numero ristretto di operatori economici. In questo tanti capisco che sono tagliati fuori dal mercato anche dei lavori pubblici. Presidente Pellegrini, lei ama dire che la situazione economica della Sardegna in questo 2025 può essere rappresentata da una bolla. È una bolla non solo nel 2025 ma nel 2024, purtroppo una bolla, devo dire la verità, costruita proprio da questo finta crescita, perlomeno non voglio neanche essere frentesa, la crescita di tante aziende c'è e c'è stata perché le aziende hanno investito in formazione, hanno investito in nuove tecnologie, ci sono veramente delle belle realtà aziendali, però poi magari quella che sta soffrendo un po' di più, ecco, è quella piccola media azienda dove per lei diventa tutto più complicato da accedere alla formazione, accedere al credito, i bonus hanno lasciato ci sono state delle conseguenze abbastanza importanti per il nostro settore, creato proprio da una bolla dove poi tutto è in maniera esponenziale, sia il lavoro quindi da una parte, ma dall'altra parte manca tutto, manca la manodopera, le materie prime, c'è un caro ovviamente di materiali importantissimo che ha riportato una revisione dei prezzi, insomma ci sono tanti aspetti che mi fanno pensare che purtroppo, se è vero che quest'anno continueremo ad avere dei dati positivi del settore, forse dal 2026 in poi potrebbero esserci dei dati negativi. Stanno per partire i titoli di coda. Un'ultimissima cosa, la scorsa settimana è stato varato, dopo tanta sofferenza, il salva casa in Consiglio regionale. Qual è la valutazione che fa da Presidente della Cassa Edile? È sicuramente uno strumento che ci ha sempre creato dei problemi, questo lo sappiamo, è sempre uno strumento che è utile per il settore, non mi faccia dire di più su questo. Ma il vostro settore è rimasto bloccato negli uffici a livello burocratico in attesa del salvacasa. Sì, è per questo che non voglio dire altro. Benissimo. Però anche il salvacasa e tutto ciò che riguarda la casa, le abitazioni, un po' si lega a quello che abbiamo detto prima, no? Che abbiamo anche un problema, come siamo responsabili in qualità di imprenditori anche di quello che accade nel territorio, lo siamo anche dal punto di vista del sociale, quindi tutto ciò che è casa per me vuol dire accoglienza, che insieme alla formazione degli immigrati o di chi non ha lavoro è sempre un'opportunità in più. Tutto ciò che è casa per noi va bene se è regolamentato bene. Non mi faccia esporre altro. La ringrazio davvero per l'attenzione. Grazie. Io ringrazio lei. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi
da terre antiche. Fratelli Cellino. La qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.